sindaco di Seriate Gabriele Cortesi, buongiorno vice sindaco. Buongiorno. E con il sindaco di Piana degli Albanesi in provincia di Palermo, Rosario Petta. Buongiorno. Salve a tutti. Eccoci qua. Allora, questo Bergamo incontra la Sicilia, abbiamo più di 1000 chilometri che dividono appunto queste due realtà. Bergamo è la patria delle orobie e la Sicilia è appunto quella del mare. E allora ci chiedevamo quali caratteristiche hanno queste due zone per essere così vicine. Sicuramente ci dicevamo all'inizio la determinazione. La determinazione, siamo due popoli con un carattere, con una personalità fortissima, e allora lascerei la parola al vice sindaco e poi al sindaco per raccontarci un po' quali sono le caratteristiche forti delle nostre realtà. Eccoci qua. Bene, grazie a tutti. Sì, io credo proprio che la determinazione sia un po' il carattere distintivo della gente di Bergamo, dei cittadini di Seriate. Determinazione, concretezza, voglia di fare, voglia di essere sempre in prima fila, direi anche un grande cuore, perché la Lombardia, la città di Bergamo sono tendenzialmente sempre ai primi posti per quel che riguarda l'attenzione al mondo del volontariato, al mondo della solidarietà, e quindi credo che questo sia veramente uno dei tratti distintivi della popolazione bergamasca, e che nello stesso tempo credo che sia anche uno di quei tratti che ci unisce a 1000 chilometri di distanza al popolo siciliano. Salve a tutti, intanto saluto il vice sindaco, grazie a voi dell'organizzazione, grazie all'agenzia Io Compro Siciliano che ha consentito questa nostra partecipazione a questa magnifica fiera di Bergamo. Abbiamo partecipato con molto piacere, abbiamo anche la sponsorizzazione dell'assessorato regionale alle attività produttive con l'assessore Di Tamaio, che ha fortemente caldeggiato e voluto questa nostra presenza qui a Bergamo. Portiamo la promozione territoriale sia regionale della regione siciliana, sia delle tante attività nella provincia di Palermo, ma principalmente quello che a noi interessa è la promozione del nostro comune, il comune di Piana degli Albanesi, Fora e Arprese. Già faccio la traduzione, perché noi siamo una comunità di origine albanese, una minoranza etnico-linguistica riconosciuta con legge dello Stato, minoranza linguistica storica. Abbiamo partecipato per la promozione territoriale, oltre al nostro magnifico prodotto terziario che adesso vi informo, e come potete ben vedere abbiamo partecipato anche con due nostre splendide ragazze vestite con l'abito storico. Questo per far conoscere ancora di più la nostra realtà, una realtà storica che è un unicum nel panorama regionale siciliano. Noi siamo in Sicilia da ben 535 anni e dopo tanti anni mantenere le nostre tradizioni, la nostra cultura, la nostra storia e la nostra lingua, quando ho detto poc'anzi Hora Ardresve, nella traduzione di Piana degli Albanesi. Dulcis in fondo, dopo il giro che ognuno di voi fa, può passare nello stand della Sicilia di Io Compro Siciliano e deliziarsi con il nostro prodotto tipico che è il cannolo, Sua Maestà il cannolo di Piana degli Albanesi. E poi infatti andremo presto a vedere quali sono i segreti, diciamo, per la preparazione anche di questa specialità. Sindaco, prima di passare ancora la parola al vice sindaco, ricordavamo prima il numero di abitanti della vostra. Il nostro è un comune con 6.000 abitanti. 6.000. La particolarità nostra è che nel nostro comune in tutto si parla la lingua arbresh, che è la lingua albanese antica dei nostri avi, e quindi ancora riusciamo a mantenere con grande senso di appartenenza, con grande gelosia le nostre tradizioni, la nostra cultura e la nostra lingua. Benissimo, allora passiamo la parola al vice sindaco. Invece se dovessimo stilare un po' quelle che sono le caratteristiche del comune di Seriate, vice sindaco, su cosa puntiamo l'attenzione? Allora innanzitutto direi che Seriate prende il nome dal fiume Serio, e quindi è attraversato dal fiume Serio, che è un po' la linea su cui si orienta un po' tutta la nostra comunità. Seriate è un comune che all'inizio del Novecento aveva 4-5 mila abitanti, si è sviluppato e alla fine oggi ne registra circa 26.000, una cittadina
che confina con il comune di Bergamo. Abbiamo tutta una rete di servizi veramente molto importante, molto apprezzata e sicuramente che fa star bene le persone asseriate. Nello stesso tempo abbiamo di contro anche la comodità e la facilità di poter vivere vicino alla città e quindi vicino al centro della città e da qui potersi bizzarrire in tutto quello che è l'attività anche di promozione culturale, di promozione artistica, di promozione del commercio. E quindi ecco, io credo che anche Seriate, così come il collega riferiva di questo forte senso identitario, anche a Seriate ci teniamo molto ad essere identificati come seriatesi. C'è un grande senso di appartenenza, un grande senso di radicamento alla nostra città e credo che questo significhi tanto perché vuol dire che si sta bene. Entrambe sull'acqua comunque, no? Quindi dal mare al fiume. Dicevamo prima anche appunto questa caratteristica della determinazione, no? Quindi Sicilia incontra Bergamo, in questa situazione Bergamo ospita la Sicilia in cui portate le vostre specialità e è un'occasione anche per Bergamo per affacciarsi su quello che è il territorio siciliano. Per cui lascerei il posto un attimo la parola al vice sindaco per parlare quindi le caratteristiche del comune di Seriate sono ancora quelle comunque delle infrastrutture, no? Abbiamo l'ospedale, abbiamo la vicinanza all'aeroporto e quindi anche la possibilità di volare in Sicilia nell'arco di un'ora, affacciarsi su quello che è il Mediterraneo. Allora, andiamo un po' a vedere, per quanto riguarda le specialità culinarie invece del comune di Seriate abbiamo detto in Sicilia che noi comunque ci appoggiamo a quelle che sono le specialità del territorio. Sì, le specialità del territorio. Non posso millantare una specialità caratteristica seriatese, ma penso che si possa tranquillamente dire che il Casonsei e la polenta Eusei siano un po' caratteristiche sia della terra bergamasca ma anche ovviamente della terra seriatese. Non abbiamo una particolarità specifica di Seriate, ma vedo che queste due caratteristiche, che sono un po' le caratteristiche di cui i bergamaschi vanno sempre molto grandemente orgogliosi, perché sono tutte nostre e quindi ci teniamo ben stretti. Quindi raccontano benissimo a livello culinario perché è il nostro territorio. Una domanda prima di passare a quello che sono invece le vostre specialità culinarie. Se è la prima volta che appunto arrivate a Bergamo, cosa vi ha colpito nel territorio bergamasco? Io personalmente è la seconda volta che vengo e rimango veramente incantato da questa cittadina che ha questa dislocazione parte alta parte bassa che crea tanta curiosità. Volevo puntualizzare che il nostro comune è a 20 km da Palermo e siamo, con analogia a questi posti, siamo in piena montagna, perché da Palermo a Piana degli albanesi a 20 km si passa da 0 metri sul livello del mare a 750 sul livello del mare. Quindi anche per voi un sali e scendi. Abbiamo la bellezza di un lago artificiale che è stato realizzato 100 anni fa, quest'anno festeggiamo i 100 anni della realizzazione e quindi c'è anche il lago che ci accomuna con il fiume di Seriate. L'aspetto particolare della nostra comunità è quello di essere stata realizzata in una valle, la valle di Piana degli Albanesi, circondata dalle montagne che sono visitabili con sentieristiche, perché le nostre sono catalogate e con vincoli che ne consentono la possibilità di visitare grotte millenarie, di poter visitare le nostre montagne che sono tutte intorno al nostro comune, e questo sono 20 km da Palermo. Sugli aspetti culinari noi siamo fortemente conosciuti, oltre che per il cannolo di Picevo, per il pane tipico di Piana degli Albanesi, un pane fatto con grano duro con delle procedure con i forni ancora in legna. La produzione di olio di alta in altura, perché siamo dicevo a 750 litri sul livello del mare, e vini tipici particolari della nostra zona, quindi c'è tutta la possibilità di fare l'assaggio e poi chiudere con il nostro famoso cannolo. Andiamo a vedere se in questi giorni siete riusciti ad assaggiare invece le tipicità bergamasche. Abbiamo portato a assaggiare la polenta.
ne abbiamo approfittato ieri per la pasta tipica, non me lo ricordo, per la Casoncelli, che erano veramente eccezionali, quindi tutto il nostro gruppo ha ordinato i casoncelli e poi ne abbiamo approfittato per la carne con i funghi e con la famosa polenta. Il tutto non abbiamo minimamente lasciato niente nei piatti, quindi abbiamo gradito e abbiamo assaporato veramente. Oh, quindi diciamo che anche specialità culinarie bergamasche. Di contro posso dire che circa un mese, poco più di un mese fa, sono stato a Palermo al matrimonio di mio fratello che si è sposato con una ragazza palermitana e ho capito perché i palermitani, i siciliani, qui da noi dicono sempre che per mangiare e per apprezzare il cannolo bisogna andare necessariamente in Sicilia. Effettivamente il cannolo siciliano che ho potuto apprezzare a Palermo nulla ha a che vedere con qualsiasi cannolo mangiato altrove, quindi oggettivamente non posso solo testimoniare a favore di questa specialità. E allora siamo proprio in tema di cannoli, delle specialità culinarie. Ma io per il collega rilancio, perché non ha mangiato il cannolo di Piana degli albanesi, e quindi solo dopo averlo mangiato potrà fare il confronto con gli altri cannoli, no? È il prosieguo di questo incontro, anzi adesso faremo arrivare qua il cannolo. Allora, intanto che stanno arrivando i cannoli, noi ricordiamo un attimo, quindi la vostra partecipazione qua in fiera vede comunque una faccia su quello che è il territorio bergamasco, la possibilità quindi di portare le vostre specialità qui a Bergamo, a Carretto. Non solo, noi siamo qua anche per cercare di intensificare i rapporti di collaborazione e di stamattina un incontro che abbiamo avuto con l'organizzazione delle manifestazioni che si svolge durante l'estate, delle sfilate storiche con l'associazione ducale, quindi stiamo cercando di intensificare questa possibilità di collaborazione. Ho anche scoperto che c'è la lingua bergamasca e quindi sulla stessa scia delle valorizzazioni che stiamo mettendo in atto per la nostra lingua, l'arabesco, l'albanese antico, ci sono tante situazioni che ci possono accomunare nelle rivendicazioni che noi facciamo nei confronti del governo centrale, perché sono aspetti che ci toccano come minoranza etnico-linguistica e quindi su questo possiamo fare anche percorsi di collaborazione. E questo è importantissimo. Dice Sindaco, possiamo prevedere un'estate in Sicilia, possiamo organizzare una joint band. Io credo che l'estate in Sicilia sia sicuramente da apprezzare, quindi da questo punto di vista credo che ci siano tutti i presupposti per poter ricambiare questa visita che a noi bergamaschi fa veramente molto piacere, perché la presenza così importante di realtà commerciali tipiche e caratteristiche del territorio siciliano comunque impreziosisce anche questo evento fieristico, che è un evento che vede in sé la presenza di tante realtà nel territorio bergamasco, ma avere la possibilità di interagire anche con realtà siciliane credo che sia per tutti i visitatori una occasione importante di poter conoscere veramente tante nuove e diverse realtà. Allora io, se siete d'accordo, appunto passerei ancora la parola al Sindaco per raccontarci un po' da vicino quello che è la specialità dei cannoli, e poi dopo aver parlato tutto il tempo di questa specialità vogliamo sicuramente passare ad assaggiare. Dicevo, nell'area Sicilia sarà per tutta la giornata, ma anche ieri stanno apprezzando, e quindi confermo quello che diceva il collega, perché veramente siamo riusciti, grazie alla eccellente organizzazione dell'agenzia Io Compro Siciliano, che finalmente è un piacere enunciare il Io Compro Siciliano rispetto a tanti altri stereotipi che purtroppo molte volte ci vengono affibbiati. Quindi nello stand Sicilia di Io Compro Siciliano siamo riusciti a portare prodotti di eccellenza, prodotti che stanno avendo una forte partecipazione del pubblico presente, e alla fine del giro cercare di addolcire la giornata di tutti noi con il famoso cannolo. Posati particolarità, ve lo spiego anche al collega che ha avuto il piacere di assaggiare il cannolo siciliano. Noi di Piana degli Albanesi siamo riusciti a tipicizzarlo il cannolo con una procedura di realizzazione della
della buccia che rende una fragranza particolare, e con le percentuali di studio della crema di ricotta tale da non esagerare con il quantitativo di zucchero, questo mix rende unico il nostro cannolo. Solo dopo averlo mangiato condivideremo le conclusioni. Quindi, per riassumere, le caratteristiche più importanti del vostro cannolo per chi può appuntarsi, diciamo, quelle che sono assolutamente imperdibili per preparare un bel cannolo, anche arrivano i cannoli. Devo dire, il cannolo è il simbolo dei pianeti albanesi, ma noi come mio compro siciliano non abbiamo portato i prodotti, abbiamo portato di più, abbiamo portato i prodotti e i produttori di aziende siciliane da varie parti della Sicilia, per cui c'è il comune di Piana con la garanzia massima del primo cittadino a certificare i cannoli, che invito tutti a degustare, e devo dire che è un'esperienza bellissima, è la nostra prima esperienza, che insieme all'ente fieristico, e ringrazio, stiamo facendo creare quest'area, questa sensibilità compro siciliano, dove si possono degustare proprio dal salato al dolce, e che invito tutti a degustare. Diciamo che io compro siciliano è un progetto che vuole portare valore, valorizzando produttori, storie, eccellenze, e invitiamo, anche perché questo è stato il primo dialogo avuto con il dottore Lelarduzzi dell'ente fieristico, siamo a 30 euro di distanza, perché con un volo Ryanair si arriva subito in Sicilia, quindi ancora più dal fratello di Palermo e viceversa, quindi ancora più mettiamo questi scambi, ed è questo l'intento di questa attività. Faccio dire due battute sui produttori aggiovanti e poi noi passiamo alla cosa importante, perché finiamo bellezza e dolcezza col massimo della garanzia. Intanto volevo rassicurare il sindaco che la buccia di cannoli viene da Piana, è stato selezionato il produttore da di Piana. Questi sono i cannoli per come vengono, esatto, è stato riempito poco fa a mano come si deve, quindi è lui. Dopodiché il senso di questa collettiva è quello di abbiamo selezionato tutte le eccellenze dell'entroterra. C'è una produzione qua in tempo reale di arancine, di solito le arancine vengono surgelate, poi invece creato un laboratorio, quindi potete andare a vedere sia come vengono fatte, sia con un'azienda di riferimento a Palermo. Sono le arancine che consumiamo di solito in Sicilia. Lo stesso vale per tutti i prodotti presenti. Segnalo il melograno che sta ricorrendo sul a raccontare, questi sono a 1000 alberi coltivati da lui, i melograni sono raccolti, spremuti qua dal vivo. Lo stesso vale per la mortadella, c'è un produttore di mortadella di Camporeale che ha vinto il premio come seconda miglior mortadella d'Italia, perché ha fatto ha avuto a modo nel premio, ha avuto un'idea, quella di mettere il finocchietto dentro la mortadella, quindi ha utilizzato l'ingrediente classico del nostro. Quindi dal dolce al salato abbiamo tutte le specialità. Quindi vi invito intanto ad andare a visitare l'area e farsi un'idea di quello che può fornire e produrre la Sicilia. Dopodiché a questo punto io passerei la parola al sindaco per offrire al collega il nostro cannolo. È la nostra ospite. Benissimo. La garanzia assoluta, e ci vuole un minuto per assaporarlo con dei chiusi, questo vi chiedo, per addentrarvi nella fragranza e nella particolarità sia della buccia ma sia del contenuto della crema di ricotta, che fanno di un unicum del famoso Sua Maestà il cannolo di Piana degli albanesi. E abbiamo anche la certificazione del vice sindaco di Troiano, corretto. La prima cosa comunque che un cannolo al giorno toglie il medico di corpo. Allora, Mira questa voce, devo dire che gente che cammina, ma dove c'è qualità non succede niente, già belli siamo, un po' grassi non fa male. io colgo l'occasione veramente per ringraziare tutti, il vice sindaco di Seriate Gabriele Cortesi, il vice sindaco Grazia Live per aver portato anche la sua testimonianza, il sindaco di Piana degli Albanesi Rosario Petta e gli amici dello stand, appunto io compro siciliani, per cui non ci resta per dovere di cronaca che assaggiare il cannolo. Vi ringraziamo tutti per essere stati qui presenti al nostro incontro. Grazie a te. E noi assaggiamo il cannolo, ci vediamo tra pochissimo. Viva la Sicilia, grazie.